È stata un'indagine serrata che ha consentito alla Procura della Repubblica in prima battuta e poi al Tribunale di Venezia di valorizzare i gravi elementi indiziari raccolti dagli investigatori della squadra mobile nei confronti dei due indagati, due ragazzi di 19 e 21 anni di origini britanniche, sospettati di essere rispettivamente l'esecutore materiale e il complice del tentato omicidio del 21enne veneziano. Avevamo due volti a cui bisognava dare una identità e in questo senso prezioso è stato un duplice metodo di lavoro. Da un lato attività di OSINT e quindi di analisi delle fonti aperte e dei profili sui social media, dall'altro una cooperazione internazionale di polizia stringente, proficua, importante tra la squadra mobile di Venezia ed il servizio per la cooperazione internazionale di polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza per il tramite dell'esperto per la sicurezza a Londra. Entrambi i filoni di approfondimento hanno consentito di dare poi una identità agli autori del grave fatto di sangue. Proseguono le attività di ricerca dei sommozzatori della Polizia di Stato per ricercare nelle acque del Canal Grande l'arma utilizzata per il delitto.